appunto che miracolosamente d'estate le piazze, come in Grecia, si trasformavano in un grande teatro, con la facciata del municipio che faceva da scenografia urbana e si ergeva a mo' di tempo. Era il famoso Teatro dei 4000, sicuramente qualcuno di voi ci sarà stato, nell'agosto messinese. Anche le opere liriche in estate si spargevano nelle piazze della città. E si faceva teatro in un ex deposito di munizioni. Prima ancora che al San Castello di Venezia veniva rappresentata la giudizia di Stefano Tuccio e poi tantissimi melodrammi. Persino il signor Wagner in persona, con la sua famiglia, prima di andare a Napoli, passava da Messina. E Goethe, ma lo sapevate che a Goethe fu proposto di entrare in massoneria proprio in questa città? Chissà che cosa direbbe Goethe di certi padrini politici e dei loro figliocci che per tanto tempo si sono appropriati di questo teatro. In questi giorni, almeno, il teatro comincia a vibrare, a respirare, grazie a questa orchestra che ci sta donando con tanto amore, gratuitamente, tutta la loro vita, tutta la propria vita. Le voci dei tecnici, le voci degli orchestrali. Scusate, ho problemi. Ho problemi perché tutta la città risuona se c'è musica, tutto vibra, tutto crea, e allora è una gran confusione qui. E questo palco, questa platea, sarebbe un suicidio di massa. Sarebbe un suicidio di massa se voi lo abbandonaste. È osservare la pista di macchinine in video nel cellulare dell'usaio sulle note del Nabucco, le voci dei tecnici che abbassano i puntamenti tra un'accordatura e una chiacchiera dei musicisti sul palco. Tutto risuona. E adesso il tempo della verità. Certo, meglio vuoto che quella fiera della sposa. È il tempo di ricominciare a vivere. Basta polemiche sui gruppi Facebook, basta sovrintendenti, basta con questi politici, con questi presidenti. Questa è una vita indegna, Facebook, ma non lo capite che ci rende schiavi? Mannaggia al Repone. Scusate, che ora è? Allora vi lascio perché è il turno dell'usaio, questi giorni mi fa compagnia, osserviamo insieme le ombre dei rami secchi in via Garibaldi proiettarsi sul muro del quarto piano, quando la lanterna del Montorsoli incontra la vetrata centrale del teatro. Ma lo sapete che proprio qui dove siete seduti sono state sepolte tante anime belle? Sì, alla chiesa del Carmine. Di sicuro ricorderete Tommaso Caloria, il poeta amico intimo del Petrarca, che cominciò ad apprezzare la lirica in volgare proprio grazie a lui, e in seguito lo ricordò nei trionfi d'amore. E nella stessa tomba passarono le spoglie del grecista Costantino Lascaris, Polidoro da Caravaggio, e poi il sarcofago fu svuotato dai frati del cenobio, a cui fu affidata la chiesa per usarlo nella cucina del convento. Terremoto del 1783, addio chiesa del Carmine, al suo posto un carcere, questo quartiere divenne invivibile. Fin quando i detenuti furono trasferiti al castello di Rocca Guelfonia, l'attuale Cristo Re, e il carcere distrutto pezzo per pezzo dai messinesi per far posto al teatro Santa Elisabetta, in onore della madre di Federico II. Storie che si intrecciano, nomi che ritornano, alberi genealogici che si confondono, luoghi che si sovrappongono, chiesa, carcere, teatro occupato, sì, occupato, dalle prostitute, che dopo il 1908 venivano qui al vecchio Santa Elisabetta con i loro clienti e bruciavano gli arredi per riscaldarsi un po'. Sì, e poi anche occupato per un solo giorno, come oggi, aperto a tutta la città, non come nel 1968, anno in cui il mago Merlino, per un unico giorno, riaprì simbolicamente il teatro con la Ida diretta da Luigi Scuderi e la bacchetta magica sopravvissuta al terremoto, quello del 1908. Alcuni contestatari si recarono in teatro in pantofole, pigiama, vestaglia, forse ricorderete. Era il tempo del teatro di cemento dell'impresa Ciocchetti.
Ma quanto era bello invece il Teatro Santa Elisabetta, un gioiello di acustica, anche grazie all'acqua che sta ancora sotto la buca dell'orchestra. E gli scantinati, quanti altri fantasmi si nascondono? Nel 1852, poco prima della sua apertura, il Comitato Segreto Rivoluzionario invitava la popolazione a disertare l'inaugurazione e manifestare odio e disprezzo nei confronti del monarca, il re Bomba. Un largo movimento di truppe regie viene mandato dal sovrano a reprimere centro e periferie la notte prima del debutto. E così la prima fila liscia. Il teatro era stracolmo, andava in scena l'opera Il trionfo della pace, melodramma di Felice Bisazza con musiche di Antonio Laudamo. Era il primo teatro moderno in Sicilia. Fischi e proteste ai tempi erano molto comuni, figuratevi che anche l'Ernani e il Nabucco di Verdi furono fischiati. E ci furono grandi successi come il baritono Luigi Walter per il Macbeth, diretto dal messinese Antonio Laudamo. C'era un pubblico a dir poco esigente, insomma, i nostri antenati. Figuratevi che con Antonio Petito, il più grande Pulcinella di tutti i tempi, il pubblico aristocratico disertò gli spettacoli ritenendo che il teatro dialettale non fosse consono al Teatro Santa Elisabetta. Però, nello stesso tempo, il teatro ospitava teatro di varietà, spettacoli di magia, insomma, un po' come adesso, che tra spettacoli privati, saggi di danza e concerti organizzati da privati, insomma. Nel frattempo, concentrandosi tutte le attività al Teatro Santa Elisabetta, la funzione del teatro La Munizione andava estinguendosi. Anche per le politiche degli impresari. Sempre la solita solfa, badano solo ai profitti. E così, quasi tutti i teatri privati messinesi sono stati trasformati prima in cinematografi, poi in locali, supermercati, quando non addirittura abbattuti. Ma tornando a questo fantastico teatro, il Santa Elisabetta, che nel frattempo aveva assunto il nome di un altro re, Vittorio Emanuele II, il piemontese, il 20 dicembre 1877-78, Aida, signori, inaugura la stagione. Sì, e così fu. Non a caso la stagione si interrompe perché la norma, il tenore Franco Carrassa non viene pagato, quindi non canta per protesta, il pubblico si ribella, finisce la stagione di lirica, Aida accusata di wagnerismo, pubblico conservatore, insomma non so perché, ma l'Aida ha sempre portato strani eventi a Messina. Come non ricordare il pietoso addio di Aida a Radames, sepolti vivi alla terra, al sole, alla luce, all'amore. Un oscuro presentimento perché dopo poche ore, arrivò il terremoto e poi quella bacchetta ritrovata tra le macerie, conservata gelosamente dal custode e dai suoi discendenti fino al 1968. Ci sono tante cose da ricordare e io mi confondo un po'. Sembra quasi una parabola zen con tutti questi teatri. Ma lo sapete che Leonora Duse passò ben 3 volte da Messina? Il suo debutto fu ai tempi in cui stava in un sogno d'amore con Arrigo Boito. Ma che teatro Politeama e Massimo Bellini, le grandi novità, pochi mesi dopo i debutti continentali, venivano qui a Messina! Ricordo la Tosca nel 1900 e poi la Abba con Pirandello nel Teatro di Legno e poi la gente che spingeva per entrare, Tregoli, Paola Borboni. Ma torniamo al 28 dicembre del 1908. Era l'inizio della stagione. Ancora certe notti di calmaria di scirocco potete udire per le vie di Messina l'eco della voce del tenore Angelo Gamba, rimasto incagliato tra le macerie dell'Hotel Trinatria. Cantare. Morto da Radames. E così il teatro restava chiuso per 77 anni, nonostante fosse uno dei pochi palazzi sopravvissuti al terremoto, come sapete. Viene presto colonizzato da rifugiati, dalle famose prostitute di via Pozzoleone, come dicevo, e poi la sala principale viene distrutta dalla ditta Ciocchetti con la scusa dei danni bellici e i resti gettati nella discarica di Mare Grosso. Poi il Peloro, il Savoia, stupendi modelli di architettura moderna, anch'essi demoliti. Chissà se esisteva la soprintendenza a quel tempo. Tutto distrutto per far posto alle speculazioni edilizie. Infine, su pressione della popolazione della Compagnia Mediterraneo, viene inaugurato il Teatro in Fiera nel 1977, con una regia di Andrea Camilleri, anche lì una programmazione molto eterogenea, insomma, tanto che a un certo punto anche il mimo Gérard Foucault, messinese d'adozione, riuscì a portare qui il maestro Marcel Marceau. E poi di nuovo l'Aida, 1985, stiamo per arrivare ai nostri giorni. Questa volta è Sinopoli a dirigere l'orchestra. È il concerto ufficiale di riapertura. Rinasce il Teatro Vittorio Emanuele.
ma il teatro in realtà non era che un cantiere a quanto pare. È stata una riapertura piena di folklore, tra le pellicce fuori tempo, verso più o meno si parlava di questi periodi.